Eccoci qua con questa bellissima alba alle mie spalle. Sono appena scattate le 7 dopo un lungo periodo di stop. Torno a pesca, sono un po' arrugginito, ho detto vado a farmi due lanci e vado un po' a sgranchirmi le braccia e vedere un po' se sono ancora capace a pescare. Detto questo, questa mattina una pescatina rock fishing, perché non perdiamo di vista il nostro obiettivo che abbiamo iniziato a cercare l'anno scorso, il Dentice da riva. Un obiettivo molto difficile, abbiamo visto, ma continuiamo a intestardirci. Abbiamo provato con tante esche differenti in questo 2022 appena passato. Abbiamo iniziato nuovamente la ricerca del Dentice da riva e questa mattina mi trovo su una bella scogliera a picco, il fondo va subito sotto, qualche seppia, qualche murice, qualche calamaretto, esca morta diciamo. Ho preferito la montatura scorrevole, una montatura più semplice possibile. Questa mattina non voglio inventarmi niente di che, voglio cercarmi il pesce in una maniera più vecchio stile possibile, montatura scorrevole. Inizio con uno 0,40 che è un terminale tutto sommato delicato, perché comunque è pieno di gronghi, murene e quant'altro che potrebbero facilmente tagliarlo, e soprattutto se prendiamo un bel pesce gli scogli potrebbero essere dalla sua e riuscire a tagliare il nostro terminale. Detto questo, si parte in ogni caso da una modalità molto easy e vediamo un attimino poi eventualmente di cambiare qualcosa. Inizierò con due seppioline. Eccoci qua, con molta calma questa mattina facciamo uscire la prima con una bella seppiolina di un centinaio di grammi, un bel amone del Fujiyama 1/0 e soprattutto il nostro 0,40 High Stretch dell'Asso Fluorocarbon. Andiamo sul sottile, periodo ancora freddo, pesci ancora apatici, a mio rischio e pericolo, e si parte con la prima. Eccoci qua, dopo una decina di minuti facciamo partire anche la seconda con una caramellina un po' più piccina, un innesco molto più piccolo, una seppiolina che ho trovato in pescheria e l'ho presa comunque. Ci aiutiamo con un po' di filo elastico come facciamo a surf. Purtroppo non possiamo flotterarla, sarà sicuramente vittima di qualche pesce di scoglio, ma la facciamo partire comunque. Eccoci qua, 7,5, tutte e due le canne lanciate, come abbiamo visto e come chi sa bene che pratica rock fishing abitualmente, le inneschi, montare le canne è molto lungo per quanto noi siamo preparati e tecnici. In ogni caso serve tempo e non dobbiamo correre, non dobbiamo sbagliare niente. Abbiamo poche occasioni e dobbiamo essere pronti al massimo. Detto questo, una seppiolina mini sulla sinistra e una seppiolina su un centinaio di grammi sulla destra. Si parte per il momento, nessun disturbo, nessuna presenza di pesciolini, potrebbe essere semplicemente un momento. In ogni caso avevamo bisogno di relax e aria di mare, questo è quello che abbiamo trovato e quello che stavamo cercando. Si parte, amici, per questa nuova avventura.
Allora, intanto che aspetto, mi preparo un po' i prossimi inneschi. Mi sono portato dietro anche dei cannolicchi congelati, dei murici congelati. Adesso preparerò un innesco misto, sempre 0,40 con il nostro ice stretch dell'asso, e vediamo un po' che esce fuori. Eccoci qua, 8:15, dopo un'oretta di pesca prepariamo i prossimi due inneschi. Una seppiolina, sempre sui 150 grammi, e questo innesco misto veramente una bomba, una base di 6 murici sopra 2 cannolicchi sgusciati sopra. Ho dato un po' la mia mano, inizia ad essere già un bel innesco. Eccoci qua, seconda calata andata, sono le 8:30, faremo la prossima oretta, quindi seppiolina un po' più grande sulla destra questo giro e innesco misto murice e cannolicchio. Sta attaccando un venticello non fastidiosissimo, ma ha comunque attaccato. Adesso vi faccio vedere un po' che fine hanno fatto le nostre esche dopo un'ora in acqua, perché poi uno dice inneschi troppo grossi non li mangeranno mai. Guardate un po' che fine ha fatto la nostra seppia, e addirittura la nostra seppiolina è stata spezzata in due in brutta maniera, amo di fuori, senza pietà. Quindi non abbiate paura di osare, amici. Vedo costantemente muovere la mia seppiolina, quindi mi muovo un attimino in anticipo. Preparo l'ultima seppia, quella più grande, praticamente grande poco meno di una mano. Passiamo a qualcosa di più pesante, una metto decisamente un po' più grande e soprattutto ha un filo un po' più adeguato, 0,62 Big Match dell'asso. Prepariamo questo ultimo innesco di seppia per la mattinata. Quindi eccolo qua la nostra ultima seppia, decisamente più strong, e abbiamo bisogno quindi di un filo adeguato alla situazione. Passiamo a un 62 diretto, sempre asso all'interno, un po' di polistirolo a sollevarla, e si parte. Ok, 9:30, continuiamo la nostra mattinata di esperimenti. Proviamo un po' questi calamaretti e vediamo un po' come innescarli. Adesso cercherò di farvi vedere un attimo un passaggio particolare. Ho fatto passare la parte della cuffia con l'ago, con l'occhiello, il filo sta uscendo dalla cuffia. Adesso inserisco un flotter, classico flotter da pesca, che inserirò all'interno della cuffia per poi farlo ripassare con l'ago nella testa e per poi montare l'amo. Quindi eccolo qua terminato, vedete all'interno il nostro flotter, il nostro amo. È un innesco compatibile anche con il surf casting. Il flotter è rigido, di conseguenza tiene il filo e tiene dritta anche la nostra esca. Eccoci qua, come in ogni
puntata dedicata a rock fishing è arrivata anche la murena, che non me la sono sentita di sporcare il retino, ho provato a forzarla, per fortuna si è slamata all'ultimo metro. Calamaretto 1 partito, adesso controlliamo il nostro Murice Canolicchio e facciamo partire anche il secondo calamaretto flotterato. Eccoci qua, sono le 10, calamaretti andati, è un'esca senza dubbio molto delicata anche questa, piccina, morbida, ma volevo provarla. All'interno un flotter, quindi cercherò di rimanere un po' più sollevato, i terminali non sono corti, quindi di conseguenza spero si prendano tutta la lunghezza del terminale. I tentacolini si muovono, quindi fanno comunque un bel movimento. Su una scogliera è un'esca con un punto di domanda, ma volevo comunque provarla. Tutte e due le canne adesso sotto col calamaretto flotterato. Sono le 10, la giornata, la mattinata sta scorrendo tutto sommato piacevole e andiamo avanti, amici. Come potevamo pensare, un innesco più morbido, più delicato, il canolicchio completamente sparito. Hanno pulito, diciamo, tutte le parti molle dei nostri murici e hanno lasciato solamente l'amo. Pace. Pace, pace. Ecco cosa stavamo cercando. Ecco cosa stavo cercando. È questo che ci regala la pesca. Non per forza il risultato, cercare in ogni modo chissà che cosa. Respirare. Quando siete a pescare non dimenticate di respirare. Toccata e fuga distrugge il nostro totanetto, distrugge il nostro flotter, distrugge tutto, ma non ci resta. Io non so voi, ma se fossi uno sparide questo innesco non me lo farei scappare. Continuiamo gli esperimenti. Testa di calamaretto, corpo con 5 murici, 10,5, pace totale, acqua cristallina sotto di me, veramente meraviglioso. Un inizio anno un po' capriccioso perché ha fatto tanto freddo in Liguria per tanto tempo. Generalmente viene 1 o 2 settimane di freddo, poi si stabilizza. Quest'anno ha tirato per la lunga, adesso siamo a metà aprile e la situazione sembra ormai avviata a un fine primavera e verso l'estate 2023 che ci porterà nuovamente alla ricerca del dentice. Ore 11, propongo forse l'ultimo innesco della mattinata, questo rumore della GoPro, quindi se parte il mostro della vita non sarà filmato. Detto questo, ripropongo innesco misto Murice Canolicchio, veramente extra large, questa volta un innesco gigante per l'ultimo lancio. Calamaretto e Murici sulla sinistra e Murici con Canolicchio sulla destra, 2 inneschi misti. 2 inneschi molto interessanti, soprattutto per finire le esche nel freezer che ci sono rimaste lì da tutto l'inverno. 2 esche molto attiranti, perché comunque il canolicchio col suo odore attira molto, il murice fa la parte dura e dall'altra parte il murice fa il corpo, diciamo, sostituisce il corpo del totano e il totano fa quello che deve fare movimento. Eccoci qua, mezzogiorno, battuta ormai terminata. Dopo un lungo periodo di stop mi è servita questa mattinata per rimettere un po' mano alle canne, alle lenze, rimettere un po' mano agli inneschi. Quest'oggi spero di esservi stato d'aiuto per farvi vedere un po' qualche innesco particolare, farvi prendere un po' di spunto e mi raccomando continuate sempre a sperimentare, perché è anche questo il bello della pesca, ma il bello della pesca è soprattutto passare queste ore staccando completamente da questo mondo ormai troppo pressante e riprendere un po' una boccata d'aria. Mi raccomando, cerchiamo di vivere la pesca nel miglior modo possibile, con serenità, sentendoci liberi, non per forza
per raggiungere un obiettivo, perché a volte l'obiettivo è semplicemente questo: venire, rilassarsi e staccare completamente. Quest'estate mi vedrete sempre di più in scogliera rispetto alla spiaggia, perché l'obiettivo numero uno resta sempre identico. L'anno scorso ci è scappato, ma quest'anno riusciremo ad acchiapparlo. Detto questo, continuate a seguire il canale, a iscrivervi al canale, perché come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai.